dimensione dello zaino è importante. Pipì. Ed eccoci in Germania, siamo passati per l'Austria, adesso siamo in Germania, zaino pesa sempre una fucilata, ma si sentono i 3 kg in meno della tenda, devo dire. Adesso proseguiamo lungo strada, andiamo prima in direzione Birgsau, che non ci si può arrivare in macchina, poi saliamo a Rappensee. Ci fermiamo a Lenzia-Nutte a dormire al rifugio, ci aspettano 3 ore e mezza di camminata e 900 metri di dislivello, forse qualcosa di più in 8 km. Quindi pedalare, anche perché dovremmo arrivare per le 6 e sono le 2 e mezza suonate. Stiamo macinando chilometri, siamo 4 km in 40 minuti. Speriamo di arrivare al rifugio in tempo perché tra un po' viene a piovere di brutto, è buio e sono le 3:20. Come non detto, ha iniziato a piovere, fantastico. Stavo dicendo Vediamo questo. diluvio. Dobbiamo arrivare alla fine. Diluvio. Porca puttana, ora diluvia. Non arriveremo mai a sto rifugio senza negarci. Sti cosi branch sono una droga. Sono veramente una droga. Che anche smette un po' di piovere, forse magari un po' smette. E poi si riparte. Vorrei farvi vedere la bellezza di questo sentiero. Stupendo. Sembra Cappuccetto Rosso. Siamo ripartiti comunque. Un po' d'acqua ma accettabile. Guardate che figata tutte queste nuvole. Muovono a una velocità impressionante. Spettacolo. Si continua a salire. Pioggia sembra darci un po' di tregua in questo momento. Siamo un po' bagnati ma carichi duri, o no? Violetta manda udienza. Ormai ci siamo. La vallata dove eravamo prima è questa, bellissima. Ed eccoci, arrivati al rifugio Lenzia-Nutte. Qua spiana. Dai, entriamo, facciamo il check-in. Siamo arrivati ai 10-15 minuti in ritardo, ma speriamo bene. Mentivo, non era quello che si vedeva, è questo qui. Lenzia-Nutte. 1780 mi pare. Siamo arrivati in camerina. Questa è la camera di stanotte. Lagerfire. Dormiremo qui sopra, qui su. Adesso siamo a 1800, siamo a 1800 di altezza. Io sono carico a palla, andiamo al lago. Andiamo al Rappensee, via mi odia. Appena ci prendiamo un birrone qui sotto. Un po' di energia. Prima di ripartire, birrone e poi si riparte. Ora andiamo al Rappensee. Questo qua è proprio il rifugino. E stiamo salendo. Marmottine che fanno le finte imbalsamate. Eppure lì ti vediamo. Ce ne sono anche tante altre, adesso non si vedono. Eccoci arrivati nella zona. Dietro di noi c'è il Rappensee Hut, quello dove dovevamo dormire ma non si poteva. Ora raggiungiamo il laghetto. Non abbiamo dormito nel rifugio qua su perché era pieno. Siamo nel punto più a sud della Germania, diciamo. Sì, siamo nel punto più a sud della Germania, confiniamo con l'Austria e mangeremo un buon riso in busta. Ed ecco a voi il Rappensee. Bello, che acquetta, bellissimo. Specchia, vedo che specchia. Guardate che spettacolo da questa prospettiva. Il lago specchia in modo perfetto. Che spettacolo. Adesso mangeremo qua. Ti piace? Tramonto spettacolare. Riso, vedremo se sarà buono. Adesso scendiamo con le ultime luci, che dalla macchinetta così sembra quasi giorno, ma in realtà c'è un gran bel tramonto rosso. È una salamandra, penso. Che figata,
Non ne avevo mai vista una in natura. Ora va per i cazzi suoi e noi andiamo per i cazzi nostri. One nap later. Ieri sera siamo tornati al rifugio, abbiamo mangiato, no, abbiamo bevuto 2 birre, siamo andati a letto. Stamattina saranno le 7:15 adesso. Guardate che colazione incredibile. Con che panoramino. Top colazione. Salutiamo l'Enzian Utte che ci ha ospitato. E ora scendiamo e torniamo alla macchina. Tornati alla macchina, adesso ci spostiamo. Bene, siamo arrivati alla salita per Gaisalpsee. Dovrebbe essere un lago con una cascatella. Mi aspettano 600-700 metri di dislivello. E sono da solo, Viola non c'è perché ha male al ginocchio. Che spettacolo! Ho fatto 1 chilometro in 10 minuti. Bello il sentiero. Bello sto punto. Sto Ponticelli. Comunque distiamo giusto mezz'oretta da dove eravamo ieri. Siamo sempre in Baviera. Cascatellina. Sto volando. Il tempo però qua dietro non sembra essere dei migliori. Spero di non prendere l'acqua. Che fatica. Mamma mia. Praticamente quando dicevo che il lago ha una cascata, no? Non è la cascata che entra nel lago, è la cascata che esce dal lago. Dovrebbe essere quella, se non mi sbaglio. Lo scopriremo. Quella è la cascata che si intravede, che esce dal lago che è qui davanti. Me l'aspettavo più scenica, dico la verità. Rettifico ciò che stavo dicendo. Non sono deluso, mi sembra più piccola, in realtà è molto carina. Molto carina. E sono soddisfatto. Lago bello. Adesso faccio un giretto. Sono sudato da far schifo, davvero. Questo è il lago da sopra. Che dire. Un bel lago. Un gran bel lago. Più che altro bello dove si trova. È bello il fatto che ci abbia la cascata che è proprio giù di lì subito. Mi è piaciuto. Pranzo dei campioni. Martina. Vista lago. L'abbiamo fatto volare, lo spuntino l'abbiamo fatto, mi sono riposato, ho in vista del laghetto qui dietro, io ho rifatto lo zaino e riparto, torno da Violina che mi aspetta giù, o non so bene dove sia. La colazione grande di stamattina ha fatto il suo lavoro, però ho fame adesso, sono le 3:30. Sono tornato da Violetta, adesso ci andiamo a prendere un kebab. Mentre torniamo in Svizzera o in Liechtenstein. Piano piano. Siamo ritornati in Svizzera, abbiamo fatto una tappa in Liechtenstein, abbiamo passato un po' di Liechtenstein in macchina, Vaduz, ci hanno fermato alla dogana, un italiano ci ha fermato per controllare. Ora abbiamo trovato questo posticino dopo un po' di ricerche. Abbiamo mangiato un kebab in Austria, posticino un po' scadente, bisogna metterlo perché qua dietro un po' tra le macchine. Però c'è la cascatella.